Ammappete, cercasi pescivendolo anche in faccia. Beh, meglio che una disintegrata termonucleare. Ecco a lei, signora, si prenda questo chilo di mare. Pesce fresco, signori, vengano. Vengano, sembra morto invece dorme. Guardino che occhio languido ha questo pesce. Vengano, signori, vengano. Pesce, 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 pesce! Scusi, noi vorremmo mangiar bene. Ci potrebbe consigliare qualcosa? Signore, guardiamoci negli occhi. Da uomo a uomo, se vuol mangiare bene, si porti a casa la sarda. Ah, io adoro le sarde, specialmente se sono un po' grasse. Allora siamo a posto. Giovanna? Ai vostri ordini, signore. Guardi che bella sarda e anche grassottella. Come piace a lei. No, lo sa anche lui che ti piacciono le sarde e grasse. A casa facciamo i conti. Mi dispiace, Giovanna, sarà per un'altra volta. Pesce fresco, pesce fresco, 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 fresco. Scusi? Ha un calamaro? Un calamaro. Signorina, ma si aggiorni. Oggi si usa la penna Bic. Pesce fresco. Senta, dia una bella occhiata a mia moglie. Un'occhiata nel senso dell'occhiata? Certo. Lo devo proprio fare. Ma se glielo dico io. Se me lo dice lei. Prego. È sua moglie. Dunque, vediamo un po'. Ma come si permette? Io le do uno schiaffo. Ma io le do un pesce in faccia. E io le do un pugno in testa. E io scappo. Aiuto! Divento pericoloso quando sono così nero. Ha detto nero? Ma allora è tutto chiaro. Lo dice anche un proverbio cinese. Scrivete più scuro, leggerete più chiaro. Sì, con Bic Nero di China il segno è più netto e preciso. Con Bic Nero di China si scrive più scuro, si legge più chiaro. È una cosa che tutti sanno ormai. Se Bic Nero China oggi proverai, più scuro scriverai, più chiaro leggerai. Bic, scrivete più scuro, leggerete più chiaro con Nero China Bic.